pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, più in fretta. Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà. Una trasmissione di Francesco Tonizzo. Voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta. Amici appassionati di ciclismo, ciao a tutti, ben ritrovati a Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà, la rubrica che accompagna tutti coloro che amano il ciclismo declinato in tutte le sue forme. Un ringraziamento a Radio Spazio, che ospita in FM e sul sito radiospazio.it questo podcast. Un abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano sulla piattaforma Spotify e anche sulla piattaforma Spreaker, magari andando in giro in bicicletta o in macchina. Mi raccomando, sempre in assoluta sicurezza e godetevi il viaggio. Nella puntata di oggi torna al nostro microfono un amico, Massimiliano Misdaris, del team Maglia Nera, che organizza nel fine settimana una doppia iniziativa, un convegno e anche un ritrovo in quel di Nimis sulla Bernardia Trail area, che penso possa far contenti e possa interessare a tantissime persone, per cui ho invitato Max a parlarcene, anche perché credo che di iniziative come queste ci sia estremo bisogno, e credo anche che tutti i nostri cari radioascoltatori o anche gli internauti che ci ascoltano attraverso le piattaforme debbano essere coinvolti e magari possano anche sfruttare l'inventiva e lo spirito di iniziativa di Max Misdaris e degli amici della Maglia Nera per godersi di un fine settimana sulle due ruote off-road, pensando al territorio, alla tutela del territorio e anche al giusto modo di muoversi in bicicletta, mountain bike per la precisione. Per cui andando alle ciance e accendiamo subito il microfono di Max Misdaris. Sulla bicicletta, pedala, più in fretta. Benvenuto nel podcast, un nostro amico con il quale ci piace sempre parlare, chiacchierare di due ruote legate al territorio, Massimiliano Misdaris. Ciao Max, ben ritrovato a Friul Bike. Ciao Francesco, grazie a voi della chiamata e dell'opportunità che mi date sempre per poter parlare un po' della nostra attività. Mi piace molto parlare, mi piace molto mettere in evidenza quello che fate, Max. A tal proposito ci sono un paio di iniziative a stretto giro che penso valga la pena sottolineare. Ce ne parli? Allora, guarda, la prima iniziativa si svolgerà sabato nella biblioteca di Nimis, e sarà una serata culturale inserita all'interno di una manifestazione che si chiama Cultura in Festa. La serata si chiamerà MTB in Friuli, storia ed evoluzione di un fenomeno. In realtà non sarà altro che una chiacchierata con Paolo Sortino, che tutti quanti i biker, perlomeno i mountain biker di una certa età, no? Dai 35 in su, hanno incontrato almeno una volta sui sentieri e hanno letto sicuramente o preso spunto dal libro di Paolo Sortino, da uno dei libri di Paolo Sortino, che è Mountain Bike sui monti del Friuli, diciamo la Bibbia, come l'ho definita io, del biker friulano, perché quegli anni, circa 10-15 anni fa, quando ho scritto il libro, aveva disegnato, aveva raccontato 40 percorsi che andavano in svariate zone del Friuli, che tutti quanti noi abbiamo percorso almeno una volta nella nostra carriera di mountain bike. Quindi faremo una chiacchierata con lui. Ci sarà anche Cristiano Guarco, giornalista sportivo di For Bicycle, una delle penne sportive di mountain bike più famose d'Italia, Cristiano, e sarà una serata per poter parlare un po' non solo del suo libro, ma partendo dal suo libro spaziare e cercare di capire un po' da dove è venuta la mountain bike nel nostro territorio e dove sta andando anche, no? Quindi con il discorso delle trail area, della manutenzione sentieristica e quant'altro. Una serata così diversa, dai, un sabato sera diverso. In sintesi, Max, mi permetto di definire Shortino Strava prima di Strava. Possiamo... Assolutamente, no? Sì.
Perché Assolutamente. le tracce Lo puoi definire. GPX che ci sono adesso in realtà lui le ha fatte. Assolutamente, Strava, Komoot, lui è tutto praticamente. Paolo è stato quello che ha, appunto, che ho detto, ha fatto girare tutti i mountain biker di una certa età, li ha fatti girare lui. Poi c'era il suo sito, insomma il forum, quindi insomma era un fenomeno, era quasi antesignano, no? Infatti, cioè, è ancora un fenomeno, in effetti sarà molto piacevole ascoltarlo e ascoltarvi mentre chiacchierate. C'è bisogno di questo tipo di confronti, vero Max? Perché sto notando sempre che il mondo delle due ruote sta andando sempre più verso una dimensione off-road, almeno per quanto riguarda il territorio locale, perché su strada è sempre più complicato correre. Off-road con il gravel, con la mountain bike si può andare praticamente dovunque, anche grazie al vostro lavoro, e ne parleremo dopo. Però serve anche creare un minimo di cultura dell'andare per sentieri, che credo sia ancora a un livello molto basso. Sei d'accordo? Assolutamente, sì, guarda, mi ricollego al discorso di Strava. Ecco, Strava ha un po', secondo me, ci ha fatto tornare un po', cioè non ci ha fatto progredire culturalmente, nel senso che, come dici tu, il mondo off-road sta crescendo, ci sono sempre più persone che fanno off-road, sia gravel che mountain bike, e c'è bisogno di cultura di come si va in bicicletta, ma non nel senso tecnico del termine, ma nel senso proprio di civiltà, ovvero mi riferisco per esempio alle diatribe che spesso nascono fra camminatori, trekker e ciclisti sui sentieri. Questo è dato da che cosa? Da una mancanza di rispetto che un po' è derivata, secondo me, dalla ricerca esasperata della prestazione, che viene data appunto da Strava, no? Il com, io lo vedo anche sui nostri sentieri, tante volte la gente magari taglia le curve, perché deve fare il com, no? Deve fare il tempo, sì. Ma se uno ha disegnato quel sentiero, lo ha pensato in quella maniera, lo ha fatto con a ragion veduta, magari per un discorso di gestione delle acque, insomma, diminuzione della velocità e quindi maggior sicurezza, e quindi questa cosa qua del com di Strava rovina un po' lo spirito iniziale, lo spirito originale della mountain bike, no? Cioè la ricerca della tranquillità, la ricerca della natura, la ricerca dello stare insieme con gli amici in luoghi diversi, sono stati un po' rovinati, quindi sono d'accordissimo sul fatto che bisogna investire sulla cultura di come si va in bicicletta. E mi fa piacere che tu sia d'accordo con me su questo punto. Sai che continuerò anche a insistere nel mettere in evidenza il giusto modo di vivere la passione per il ciclismo, per le due ruote off-road e su strada, anche perché la cultura si fa anche aiutandovi, per esempio, perché voi come Maglia Nera avete una funzione, o avete scelto di avere una funzione ben specifica nella gestione dei sentieri, e tu mi insegni che non è così semplice, così banale, così scontato trovarli sempre puliti. No, assolutamente, guarda, ti dico che giusto proprio adesso veniamo fuori da una situazione abbastanza incasinata di manutenzione, perché 2 settimane fa, quando ho fatto quel mercoledì-giovedì di burrasca, di vento forte, ci ha praticamente chiuso tutti i sentieri. Avevamo numerosissimi schianti sui sentieri. Brisicul, che i biker friulani conoscono bene, aveva una cosa come una decina di schianti, ma schianti importanti, sì, non alberelli che vai lì a spostare con la manina, cioè, proprio e quindi il tenerli puliti è un impegno che, per carità, abbiamo scelto noi e siamo ben fieri ed orgogliosi di farlo, ma per cercare di portare una certa idea della mountain bike, tant'è che, come ben sai, organizziamo il Take Care of Your Trail, ovvero la giornata di pulizia dei sentieri indetta da IMBA Europe, dall'International Mountain Bicycling Association Europe, a maggio ogni anno. Quest'anno l'appuntamento sarà il 10 di maggio,
E la mia idea per quest'anno, cercherò di arrivare in fondo a questa cosa, ne parlavo giusto con Marco Ponta, che tu conosci benissimo, che adesso poi ha anche riveste un ruolo all'interno della federazione ciclistica importante, sì. È quello di coinvolgere i giovani biker, cioè le categorie ancora verdi, ancora giovani, a venire a dedicare una giornata anche solamente con il rastrello a pulire i sentieri dove loro si allenano, si divertono, corrono con gli amici e usano per la loro attività sportiva, ma non perché abbiamo bisogno di avere manovalanza, non per quello. Il senso è quello di creare cultura della gestione di un bene pubblico alla fine, sì. Perché tutti quanti che andiamo su quei sentieri, tutti quanti anche con poco dovremmo partecipare a tenerli bene. Sì, che tra l'altro Marco Ponta, che ha una storia anche personale di incidenti dovuti a sentieri, certo, a sentieri nei quali ha trovato dei problemi. Certo. Volevo solo sottolineare proprio in maniera didascalica, Max, quello che dicevi prima. Se c'è qualcuno che vuole prendere informazioni, l'iniziativa di cui parlava prima Massimiliano è Take Care of Your Trail. Se andate sui social, se andate sul web, trovate tutte le informazioni necessarie. Poi quando parli di schianti si intende ostacoli naturali che si creano con pianti, esatto, di alberi caduti, esatto. Sì, non schianti di gente che è andata a sbattere contro qualcuno. No, infatti non vado a segare le persone che esatto, sono cadute sul sentiero. È giusto per essere didascalico così. No, hai ragione, ogni tanto sai, ogni tanto do per scontato determinati termini, determinate cose che magari tante persone non conoscono. Abbiamo anche ascoltatori non proprio dediti al ciclismo al 100%, quindi è giusto anche hai spiegare. ragionissimo. Quindi serata di sabato, ingresso libero, mi pare, vero? Assolutamente, sì, assolutamente, ingresso libero, venite, parliamo assieme. Poi la serata io la vorrei condurre in una maniera molto aperta a tutti, cioè lì c'è Paolo Sortino, ci sono io, c'è Cristiano Guarco, parliamo tutti assieme, cioè se uno vuole raccontare il suo episodio legato a quello di cui si sta parlando, io ho fatto quella volta quel percorso perché l'ho trovato bellissimo, ben venga. Quindi deve essere una cosa, appunto, quasi una chiacchierata fra amici che si trovano e discutono, parlano, si raccontano e condividono le loro passioni. Perché quello in fondo è la mountain bike, è passione, cioè. Esatto, e condividere proprio e condividere una passione, esatto. E quindi detto è bello andare in bicicletta non da soli, è bello andare in bicicletta con gli amici, per condividere. Certo. E sottoscrivo questa cosa. E quindi Max, sabato sera c'è questo appuntamento lì, domenica invece c'è un altro evento interessante. Esatto, domenica c'è Sentieri Aperti 26, che ormai sta diventando un appuntamento abbastanza, anzi è un usuale appuntamento qui nella Bernarda Trail Area, perché lo facciamo ad aprile in collaborazione con la Proloco di Torlano e a settembre in collaborazione con la Proloco di Nimis, ed è una giornata in cui invitiamo tutti gli appassionati a venire a visitare la Bernarda Trail Area, i sentieri della Bernarda Trail Area, e usarli, vederli, girarli in maniera autonoma, quindi ognuno lo fa col suo gruppo di amici, va e si fa il giro sui sentieri, che comunque sono per l'occasione sono messi perfetti, sono splendenti, utilizzando l'applicazione MowiBike che noi utilizziamo per promuovere i sentieri dell'area. Abbiamo un'applicazione come Strava, come Komoot, che si può utilizzare come GPS anche, per quel giorno l'applicazione sarà gratuita, oppure attraverso delle proposte fatte da dei tour operator, chiamiamoli così, da delle guide di mountain bike, Ride and Fun, Prime Alps, Dream Trails, che accompagnano le persone che lo vogliono, che lo desiderano, su vari percorsi da loro selezionati.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito maglianera.org, che è il nostro sito, il sito dell'associazione. C'è una pagina dedicata che si chiama Sentieri Aperti, dove uno può trovare tutte le informazioni. Quest'anno, alla fine di tutto, come al solito, essendo una sagra, si va a mangiare, si mangia in sagra, c'è un prezzo convenzionato per chi partecipa ai tour o chi viene comunque a trovarci, a visitarci, passa da noi che avremo un gazebo, un punto informazioni, e riceverà un buono sconto per il pranzo. Quest'anno abbiamo voluto dare la possibilità anche agli accompagnatori dei biker che vengono a Sentieri Aperti, che magari non pedalano e hanno voglia di fare un'attività diversa. Ci sarà una guida di media montagna con tra l'altro ricercatore storico, che accompagnerà le persone sui sentieri di Torlano, i sentieri storici di Torlano, facendo anche un'escursione storica, diciamo, facendo una chiacchierata, facendo un excursus su cos'è stata Torlano nella Grande Guerra. Quindi sì. È anche una proposta differente per vedere altri sentieri in un'altra maniera. E questo anche molto interessante, che lega tantissimo anche la possibilità di unire varie passioni, è molto trasversale questa cosa, e vi faccio i complimenti per questa iniziativa, che avrebbe senso anche da sola, senza legarla alla mountain bike, per cui davvero complimenti. Assolutamente, ma cerchiamo, sai che noi cerchiamo sempre comunque di fare community, di fare comunità con le altre realtà del nostro territorio, soprattutto perché è importante. Se vuoi promuovere un territorio lo devi promuovere, secondo me, in maniera massiccia, utilizzando tutte le peculiarità che questo territorio ha. Difatti, giusto per dire, ci sarà una piccola degustazione alla fine, il sabato dopo la conferenza, la serata con Paolo Sordino. Abbiamo invitato 2 cantine del locali qui, che proporranno una piccola degustazione dei loro prodotti enogastronomici. Quindi cerchiamo sempre di legare queste opportunità, no? Crediamo di doverlo fare a 360 gradi la promozione. Che spettacolo, e tu sai che io sono sempre prontissimo a fare da cassa di risonanza per queste iniziative. A me fa piacere, e ovviamente sei invitato a venire a sentire a partecipare alla chiacchierata con Paolo Sortino. Non serve che me lo dici 2 volte. Ripetiamo l'inizio, Max, il luogo. 19:30 Biblioteca di Nimis, che è lì in piazza, sabato 11 aprile. Sentieri Aperti invece 12 aprile a partire dalle 9. Tutte le informazioni e le prenotazioni per le escursioni con le guide le trovate sul sito maglianera.org/Sentieri Aperti, e niente, venite a vedere lo splendido posto che è la conca di Nimis, qui la valle di Nimis, che offre sempre delle interessanti panorami, interessanti attività. Poi, se salite su in Bernardia, potete ammirare anche lo splendore delle Alti Valli del Torre da Lusevera, che è un panorama, oppure un po' di storia sul forte del Monte Bernardia in comune di Tarcento. Come vedi, la Bernardia racchiude cultura, storia, sport, tutto quanto in un territorio che secondo me ha tantissimo da dare. E se mi permetti faccio un piccolo excursus, perché volevo annunciare ai tuoi spettatori, come avevo detto qualche mese fa. Mi ricordo, sì. Ti ricordi che ti avevo detto che spero a primavera di darti una notizia importante. La notizia importante è arrivata, il 24 e il 25 di ottobre avremo il convegno nazionale di IMBA Italia, lo avremo dove? A Nimis. Lo avremo in Bernardia Trail Area, si svolgerà a Nimis, grazie al sostegno e al supporto della comunità di montagna Natisone e Torre e dei 3 comuni. Siamo riusciti a portare qui, e io sono orgogliosissimo, anzi tutta Maglianera è orgogliosissima di questa cosa, perché siamo riusciti in un progetto che cercavamo di portare avanti da parecchi anni. E siccome crediamo fermamente nella missione, nella filosofia di IMBA, la sentieristica condivisa, la manutenzione, la sostenibilità dei sentieri, per noi è motivo di orgoglio e di vanto avere qui il gathering. E guarda,
traspare il tuo orgoglio, e mi entusiasma la passione che ci metti e che ci mettete come gruppo Maglia Nera, e vi siete meritati questo riconoscimento, perché in realtà è un riconoscimento questo per tutto il lavoro che state facendo, quindi complimenti Max. Grazie mille Francesco, sei troppo buono. Insomma, cerco di dire le cose, di esprimere dei dati di fatto. Mi fa piacere. Max, avremo modo di parlare anche dell'evento di ottobre, però intanto ci concentriamo su questo fine settimana. Ti ringrazio per tutto quello che state facendo e anche per l'entusiasmo che traspare nel modo in cui lo stai comunicando. Un grande in bocca al lupo, e avremo modo di parlarci nei prossimi giorni, anche di commentare tutto quello che sarà successo Fantastico. nel fine settimana tra Nimis, Torlano, la Bernardia Trail Area e l'area di influenza del gruppo Maglia Nera. Grazie a Max Mistà. Grazie mille, grazie.